ancora sopra di noi in formazione. Oggi vi presenteremo un duello fantastico, una rappresentazione teatrale di un duello mai avvenuto fra il più grande degli assi tedeschi, Manfred von Richthofen, il famoso Barone Rosso, e il più grande asso italiano, il maggiore Francesco Barone. E il palcoscenico di questa presentazione sarà questo cielo, il cielo di Jesolo. E ora davanti a noi seguiamo. Sono arrivati affratellati, sono assieme, ma adesso è arrivato il momento della separazione e dell'inizio del duello. Ed ecco l'apertura. Inizierà ora l'inseguimento che avvenivano più di un secolo fa, anche in questi cieli, su questi tipi di aeroplani. Lo spazio da sinistra e il Fokker triplano con i colori con le croci da destra. Lo Stade è stato prodotto in Francia ed è stato uno dei migliori velivoli della Grande Guerra, è stato prodotto in oltre 8.500 esemplari. Velivolo dall'elevata velocità della grande solidità, interamente costruito in legno e rivestito in tela, e aveva una velocità massima di 220 km/h, un'autonomia di 3 ore e una quota di tangenza di 6.700 metri. E di nuovo altro incrocio, sempre alla ricerca della posizione migliore per il combattimento. Il modello originale dello Spade montava un motore Hispano-Suizo in linea, rappresentato a liquido da 220 cavalli ed era equipaggiato con 2 mitragliatrici Big che sparavano attraverso l'elica con un meccanismo di sincronizzazione. Ed ora abbiamo visto che la manovra ha reso giustizia al momento al più abile e quindi il Barone Rosso è in coda e cerca in tutti i modi di non farsi sfuggire la presa. Lo Spade manovra, vedete il tricolore era simbolo di tutti gli aeroplani italiani sotto l'ala inferiore e quindi l'inseguimento prosegue. Il triplano Fokker è stato forse il più famoso aereo del primo conflitto mondiale. Questo piccolo e molto maneggevole caccia nasce da una specifica delle forze armate imperiali per un caccia che potesse restituire la superiorità aerea alla Germania ed è stato costruito in circa 320 esemplari. La caccia continua davanti a noi e vedete il nostro asso Francesco Baracca cerca di sfuggire alle grinfie di Manfred von Richthofen, il grande Barone Rosso. La fusoliera del Fokker e i piani di coda sono costituiti da una struttura tedesca in un'immediata condizione di superiorità durante il combattimento. E il nostro Francesco Baracca, l'asso di Lugo, con il cavallino dipinto sul fianco, cioè sul fianco della fusoliera, cerca di sfuggire, ma la posizione si inverte, come potete vedere, quindi il velivolo originale montava un motore rotativo da 110 cavalli, mentre quello che vediamo oggi davanti a noi monta un motore Lycon da 150 cavalli. E questo, vedete, uno tricolore è l'omaggio della zona Francoletti a Jesolo, il tricolore d'Italia disegnato in un cerchio, una virata a 360 gradi, e questo è il momento di presentarvi i due attori che hanno impersonato Francesco Baracca e il Barone Rosso. Il primo, quello che vedete ora davanti a noi sullo Spade, è Fabio Iannacone, che nasce a Treviso nel 1972 di professione assicuratore, ha conseguito il brevetto di volo presso l'Aeroclub di Treviso nel 1990, ha al suo attivo 1300 ore di volo ed è gregario della pattuglia danzante dei Globottici da 22 stagioni. Sul Fokker DR1 a rappresentare il Barone Rosso Daniele Beltrame, che nasce in Australia nel 1961, dal 2011 è collaboratore tecnico aeronautico presso la Fondazione John Lennon di Norvegia. Ha conseguito il brevetto di volo presso l'Aeroclub di Treviso nel 1980, al suo attivo 1600 ore di volo. È molto conosciuto in circuito degli air show per essere il pilota dell'aerorally, simpatico, protagonista di molti air show nazionali. Ed è arrivato il momento di salutarvi
i piloti non li possono sentire, ma un applauso a loro. Ecco il battito del Fokker, e quindi un saluto da parte mia, da parte di Daniele, da parte di Fabio e di tutti gli uomini della Fondazione Jonathan Collection.